buonasera a tutti. Cominciamo che così. Vabbè, allora io sono Patrizio Miatello dell'associazione Ezzellino da Onara, faccio parte delle 9 associazioni che praticamente hanno fatto in maniera che venisse costituito questo fondo, naturalmente grazie anche a tutte le altre associazioni e comitati, quindi c'è stata questa battaglia che è partita praticamente dal 12 luglio. Voi sapete già, è inutile che andiamo a dire cosa è successo. È successo che il diritto è stato cancellato. L'unica possibilità era quella di dire ma cosa facciamo, cosa non facciamo. Abbiamo individuato questa strada, che è stata una strada praticamente anche un po' sofferta, però diciamo grazie alla politica, a tutta la politica e anche diciamo al governo siamo arrivati all'istituzione di questo fondo di solidarietà, fermo. Adesso vi spiego perché non ringraziare. Allora, tanti dicono, ma è una cavolata. Allora, io vi dico che quello che è stato ottenuto in questo momento è un qualcosa di unico al mondo. Perché? Perché ricordatevi che gli azionisti, che non erano azionisti ma erano risparmiatori, che avevano cantonato i loro risparmi in quote di cooperative, però sono di fatto stati trasformati in azionisti. E tutti, se io vi chiedo cosa siete voi adesso, l'ho fatto ancora l'altra settimana, cosa siete voi? Tutti azionisti. Cioè, ricordatevi che la parola azione presuppone un rischio. Vi ricordate fino al prima del 4 ottobre tutti, diversi politici, una gran parte dei politici identificavano, dicevano ma cosa volete? Siete azionisti, c'è rischio, speculatori, tutte queste. Ecco, diciamo che da ottobre, grazie al 4 ottobre, grazie ad attivisti, ad associazioni, siamo riusciti in tante persone a fare questa giornata del risparmio tradito, che è stata simbolica, il 4 di ottobre è San Francesco, e siamo andati a Roma. Da lì è partito, la politica ci ha dato più attenzione di prima, molti dicono per le elezioni, vabbè, a noi non ci interessa, l'importante è avere il risultato. Il risultato è questo, è cambiato il principio, quindi il fondo, la legge di bilancio, ha accettato il principio che vengono rimborsati azionisti. Il rimborso di azionisti non esiste in nessuna parte del mondo, quindi questa è l'eccezionalità. Bene, tutti ci soffermiamo sui 100 milioni di euro, giustamente. Allora, io ho sempre sostenuto che se c'era questo principio, a me bastava anche €1. Perché? Perché il principio del fondo si basa su una legge del 2005, che è la legge 266, che prevedeva che chi era stato truffato o vittima di reati finanziari, tutto quello che c'era sui conti correnti dormienti doveva essere passato a questi risparmiatori. Dal 2005 non è mai successo niente. Questa legge che è stata fatta non ha fatto altro che chiedere alla politica, e la commissione d'inchiesta, che ne dica tutti, è arrivata nel momento in cui la politica si doveva rendere conto, tutta assieme, perché sicuramente c'è chi prima ha fatto di più, meno, ma un conto è avere una coscienza generale di quello che è successo. È successo una catastrofe, è successo una cosa vergognosa, che è una vergogna mondiale. Bene,
e non si rendeva conto nessuno, perché chi ha fatto l'attivista, quante parole ci siamo presi da gente prima, dopo. Anche l'ultima riunione che abbiamo fatto il 2 di dicembre, gli stessi risparmiatori erano magari contro a questo unico mezzo che c'è, perché io non sono avvocato, io però vi dico, al di là che si potranno aprire altre strade, però secondo me questo è l'unico seme impiantato che però noi dobbiamo pretendere di far crescere, perché signori non è che se questo è stato fatto e non facciamo niente fa la stessa fine della legge 266 2005, i conti dormienti sono rimasti dormienti, quindi i 100 milioni di euro, se uno si legge la legge, è un fondo a rotazione, è previsto che se finiscono questi soldi c'è la richiesta del MEF, quindi intanto cominciamo a darci da fare a finire quei 25 milioni, perché se un qualcosa di positivo non viene capito e viene screditato e chi si è dato da fare per farlo magari viene anche attaccato, allora è inutile che diamo in cerca di colpe, ecco le colpe qua ci sarà chi che le darà, voi dovete vedere se portate a casa i soldi. Per portare a casa i soldi, secondo me questo è l'unico strumento che dà una speranza. Allora, io personalmente ho sempre detto, per me il principio è uno che è vittima di un reato deve essere rimborsato al 100%. È vero però che non dobbiamo illudere le persone, dipende da quello che si riuscirà a portare via dei conti dormienti, perché i conti dormienti sono dormienti e sono una favola, non si capisce quanti sono, non si capisce dove sono, c'è chi parla di 800.000 conti, chi parla di 15 miliardi e questo è quello che noi abbiamo chiesto alla politica, però quello che è stato fatto all'unanimità da parte di tutto il Parlamento ha detto bene, qualcosa non ha funzionato, Commissione d'inchiesta ha messo in discussione Banca d'Italia, Consob e revisori, signori, e stiamo parlando da ottobre, vi rendete conto come è cambiato, cosa è cambiato? Allora, il fatto della persona che poi farò intervenire la dottoressa Augelli del servizio inoltre l'Augelli, scusi. Cioè quelle persone che hanno subito una devastazione morale, che il marito ha perso tutto sulla banca e la moglie gli dice fallito, ma ti vergognati, ma il megaditto che tutti quanti, io sapeva, tutti sanno adesso, no? E giù devastazione. E poi, per fortuna, ci sono loro. Questo è il problema. Noi non ci rendiamo conto di cosa è successo, perché i soldi contano sulla vita, ma quando arrivano le persone a essere devastato un sistema e non si accorge nessuno e si va avanti, quello è il problema più grosso. Ed io sono contento che stasera qua ci siano sindaci, che ci sia il Presidente del Consiglio di Regione Veneta, ci siano i politici, perché queste stesse cose che sto dicendo stasera io le ho dette a tutti, cioè bisogna che noi cerchiamo di capire che questo problema, se non si interveniva e se non si interviene, può avere ripercussioni drammatiche sulle persone moralmente. Quindi adesso abbiamo recuperato la morale. Ieri mattina a me mi ha chiamato un vice sindaco che non va più fuori, si vergogna perché ha perso tutto e adesso invece è carico, fino a 15 giorni fa era finito, non voleva più parlare con nessuno, è entrato in crisi. Perché? Perché tutti dicono, ecco là che mona, tutti bravi, no? Perché gli amici, vai fuori al bar, ho perso il magazzavaso, il magazzava consi, e si può retto, e dopo, quanto mona sei, come si fa a mettere tutti i skate? Ecco, questa è la situazione, questa è stata, non c'è più,
perché è stato confermato che questa è stata una colossale truffa di massa mai perpetrata, ma vi rendete conto? Questo è successo, quindi abbiamo recuperato almeno la morale. Se abbiamo la morale, abbiamo la forza anche di andare avanti senza soldi, e io vi garantisco che questa è la forza che noi abbiamo riacquisito. Per quanto riguarda l'importo, sarà noi che dovremo dire nel momento giusto, perché nessuno ci regala, perché quello che è successo deve essere preteso. La politica ha dato l'apertura, ha fatto una cosa eccezionale, noi dovremo fare quello che abbiamo fatto in questo ultimo periodo, vedere di aiutare la politica, o meglio tirarla, in modo che quando sono finiti questi soldi vengano rimessi e vengano trovati dei conti dormienti. Adesso io finisco un attimo, tanto, però ho voluto fare questa precisazione perché non vorrei mai che passasse che dopo, adesso ci sono le norme attuative ci sono delle difficoltà perché bisogna dare delle priorità, cioè quindi bisogna costruire assieme alla parte politica, che fra l'altro voi sapete ci sono le elezioni, quindi i politici tutti giustamente vanno a caccia di consensi, però noi dobbiamo cercare di fare il prima possibile per dare le risposte poco o tanto alle persone che hanno bisogno dei soldi. Quindi adesso stiamo già lavorando, dopo magari diranno anche il resto i colleghi delle altre associazioni, quindi qua dobbiamo lavorare, abbiamo appena iniziato. Poi alla fine farò una domanda alla politica, anzi la faccio subito. Bisogna che il problema degli NPL, cioè le persone che sono state indebitate, bisogna che noi associazioni, assieme alla politica tutta, e non possiamo aspettare le elezioni, signori, perché se sfugge qualcosa con gli NPL, e mi sa che può sfuggire, cioè se i debiti della signora che prima... Gli NPL è una persona che ha un debito, può essere un'impresa, allora ci sono persone che si sono indebitate, quindi io avevo azioni, avevo bisogno di soldi, ti dicono no, non ti vendo le azioni, ti do un fido, dopo questo adesso le azioni valgono zero, adesso deve dare indietro i soldi. Se non dai indietro i soldi diventa un NPL che va alla SGA. Se la SGA la passa a una finanziaria, quella finanziaria che acquista il 15-20% gli porta via tutto, ma non solo a quel risparmiatore. Quindi con l'esperienza del fondo risparmio tradito io lancio una sfida a tutta la politica, a tutti i partiti, di creare la possibilità di fare un fondo di sdebito per imprese risparmio tradito. C'è una possibilità di farlo, guadagna tutti, guadagnano chi è indebitato, bisogna farlo subito se si può fare, perché poi c'è l'Europa, però come è stato fatto il fondo vittime da reato per i risparmiatori, che è stato trovato il canale che alimenta quei conti dormienti che sono dei risparmiatori, ma sono tenuti dalle banche e non si sa quanti sono. Quindi andiamo a vedere quanti sono, perché se poi quei soldi sono 100 milioni, ma siccome non sono 100 milioni, bisognerà vedere, ecco, però naturalmente tanti mi dicono devi stare cauto perché non si può illudere nessuno. Io non voglio illudervi, però la speranza è stata rimessa in piedi, la morale è stata rimessa in piedi. Adesso passo la parola al signor Rigobon, che è dell'Adiconsum, che lui è molto più esperto di me. Grazie, anche se non serve. Io non sono esperto di niente, se volete proprio la mia opinione, manco sono ricco di famiglia, quindi quando ci siamo messi in questa avventura, ci siamo capitati quasi per caso noi come associazione, perché uno si è rivolto a noi dicendo la banca non mi dà dietro i miei soldi, ed era il Popolare di Vicenza il primo, il secondo è stato quella
di Veneto Banca e non capisco perché non me li vogliono dare. Quindi abbiamo cominciato a scavare, abbiamo cominciato a parlare un po' in giro e poi abbiamo capito che la Banca d'Italia aveva girato il pollice perché eravamo, come dire, già sull'orlo del default. Quindi abbiamo iniziato così. Allora, io credo una cosa sostanzialmente, che ci sia un bisogno estremo, come dire, di dare concretezza alle cose che facciamo. Noi non abbiamo mai promesso i soldi dell'avvenire. E il fatto anche di fare reiterate assemblee, sentire magari sempre gli stessi ragionamenti è anche un po' fastidioso per chi invece ha l'esigenza di realizzare. E quindi anche mi scuso, ma il senso di questa assemblea è solo per aggiornarvi, perché questo era un impegno che avevamo preso al Teatro di Vicenza, dire mano a mano che c'è una evoluzione, un passo in avanti, un passo indietro, un passo fermo, cerchiamo di informarvi su che cosa è successo e che cosa sta succedendo. E allora, noi è stato costituito questo fondo, è un fondo su cui si sono dichiarati tutti favorevoli, tutti dicono che sono pochi i soldi, è molto semplice, basta pensare che il debito è di 4 miliardi,200 milioni di euro, 100.000 euro sono acqua fresca. Però il punto è un altro, senza né esaltarlo né demonizzarlo. Abbiamo aperto un canale. Riusciranno o riusciremo insieme con le forze politiche, con le forze sociali, con chi ci sta aiutando, perché oggi, questa sera prima di venire qua, abbiamo avuto il piacere e anche l'onore di essere ricevuti dal Vescovo di Vicenza, il quale farà anche un comunicato stampa manifestando, come dire, il proprio punto di vista di solidarietà e di forza anche nella battaglia che stiamo conducendo. Quindi credo che anche questo sia un aiuto che in qualche modo ci può, come dire, confortare sullo sconforto generale che ogni tanto ci attanaglia. Bene, allora noi dobbiamo fare una cosa principalmente, ridare speranza. Ridare speranza vuol dire fare coesione sociale ed è una cosa estremamente difficile, perché la gente è toccata sul vivo, sui risparmi di una vita. I casi che abbiamo avvicinato, che abbiamo avuto, che tutti i giorni come dire, abbiamo intorno, porterebbero sinceramente a dire beh, grazie di tutto, è stato bello, ma cambio mestiere, faccio qualcos'altro. E invece cerchiamo di tener duro, e terremo duro fino a quando avremo fiato, ovviamente. Ed è appena iniziata, sono 3 anni, sappiate che è appena iniziata. E quindi ci vuole speranza, coesione e anche forza per andare avanti. È anche vero che le 9 associazioni non tutte la pensano allo stesso modo, io lo devo dire con estrema onestà, perché per esempio Adiconsum ha aperto un'altra strada, che è quella di valutare, e lo stiamo già facendo, se ci saranno le condizioni per aggredire le compagnie di revisione, perché là ci sono i soldi. Quanti? Tanti. I bilanci di queste compagnie sono, come dire, una roba molto più significativa dei buoni bilanci dei Popolari di Vicenza e Veneto Banca quando andavano bene e messi insieme. E quindi quella è un altro passo, un altro tassello, e noi non è da oggi che ci pensiamo. E qualche conforto l'abbiamo avuto perché la stessa commissione guidata dall'onorevole Casini probabilmente a fine gennaio individuerà chi ha responsabilità su questa cosa, e non vi è dubbio che là ci siano responsabilità oggettive, per una semplice ragione. Poi impugneranno tutto, questo sta nell'ordine, come dire, di un paese civile, ma i 300.000 euro che hanno comminato alla compagnia di revisione della Popolare di Vicenza la dice lunga
sull'esame, sulla disamina che è stata fatta. Chi ha avuto modo di leggere gli atti dà spazio e speranza anche a questa possibilità. Ora, che cosa abbiamo cercato di fare dall'ultima assemblea che abbiamo fatto all'altro giorno? Noi abbiamo cercato di ragionare in questo modo. Ricoinvolgiamo la politica per dare gambe concrete al piano di bilancio che è stato approvato dal Parlamento, il bilancio dello Stato, dove c'è stato l'inserimento della costituzione del fondo. Facciamo e richiediamo una convocazione anche a Banca Intesa, perché 100 milioni, certo che sono di quella banca là, ma possono aiutare se utilizziamo magari gli identici criteri che possono essere utilizzati per il fondo che è stato costituito a livello di governo. È chiaro che intanto la sommetta diventa un po' più interessante. Terzo, abbiamo chiesto una convocazione a Cantone, cioè alla Consap, e poi capirete perché anche nella brevissima relazione che farò, perché ripeto, io sono più amante dei fatti che delle chiacchiere. Allora, che cosa ci siamo detti col sottosegretario Barretta? Abbiamo detto, ora il decreto dice che bisogna individuare i criteri, e io la dico come la penso. In questa fase, con i soldi che ci sono, pensare di ristorare tutti, anche poco, non si può fare. Non ce la faremo. Quindi bisogna individuare dei criteri di selezione. Ne parlavamo anche questa sera con il Vescovo, dicendo, per quello che vogliamo rappresentare, dovremmo ristorare prima chi sta peggio, chi ha una condizione di disperazione vera. Chi non ha di che vivere va alla Caritas, e abbiamo casi, non uno, ne abbiamo molti. Quindi dentro a questo dobbiamo partire con questo ragionamento. Si escludono tutti gli altri, ma neanche ci penso, ragionevolmente sarebbe, non è nemmeno possibile, ma partiamo da là. Quindi i criteri di accesso vanno definiti, che sono quelli legati alla condizione di famiglia, quindi al reddito, se ci sono figli portatori di handicap, se ci sono condizioni sociali che possono rappresentare un motivo di difficoltà in più rispetto a una famiglia che sta, come dire, un po' più bene dal punto di vista finanziario. Il secondo criterio è come si erogano questi soldi, che non è una cosa facile. E anche qua i criteri di erogazione, noi abbiamo fatto una serie di proposte, non devono essere gestiti da privati, prima cosa. E su questo c'è stato un ampio consenso, un'ampia condivisione di tutti. Quanto distribuiamo a queste persone? Abbiamo individuato due criteri, quello di una percentuale e quella di un tetto massimo, perché così si va un po' più su, quindi si ristorano un po' di più di cittadini. E poi con quali modalità? Una volta che abbiamo stabilito questo, questo e questo, quali sono le modalità per chiedere l'accesso? In questo caso è stato fatto una riflessione a voce alta, anche in questo caso mi pare sia stata condivisa da tutti, che Cantone, che è il presidente della Consap, potrebbe darci un utile aiuto per la professionalità e per le competenze che ha, volte appunto a dipanare una serie di condizioni tali per cui questa cosa possa essere fatta in 90 giorni. È chiaro che ci sono le elezioni, no? Però il decreto dice entro 90 giorni sa da fare sta roba. Il sottosegretario Barretta, per quanto potrà, perché anche lui ha manifestato che possa trovare difficoltà, ma ha chiesto anche il nostro aiuto per far sì che questa cosa
trovi come dire, una definizione entro i 90 giorni previsti e poi i tempi del decreto, perché abbiamo detto 90 giorni, si può fare un po' prima? Perché noi abbiamo chiesto tutti fare presto. Probabilmente non si farà la cosa perfetta, ma la perfezione spesso è nemica del bene. Quindi faremo in modo, o cercheremo di dare il nostro contributo, perché il decreto certamente non lo scriveremo noi, questo è stato chiarito da subito, ma il governo ha assicurato che avrà una porta sempre aperta per le associazioni di rappresentanza dei consumatori, volti appunto a definire anche questa questione. Quindi si è riservato ovviamente di fare le verifiche se quello che può essere stata una traccia anche abbastanza dettagliata, se può trovare un riscontro anche con altri organismi come per esempio la Consap, in modo da fare velocemente. Perché la cosa che credo interessi a tutti, dare un po' di ossigeno, credo che sia la roba indispensabile. Io vorrei dare concretezza alle cose, perché se non abbiamo questa capacità sbagliamo anche noi. Io non voglio volare alto, non faccio ragionamenti che questo è il migliore strumento del mondo. È uno strumento assolutamente utile, è perfettibile come tutte le cose umane, si può rifinanziare, si può fare tutto quello che si vuole, ma tenendo bene i piedi saldi per terra senza creare illusioni, perché oltre al danno rischiamo anche noi di comportarci da beffardi e questo credo che sarebbe sbagliato nei confronti vostri, ma anche per ciò che vorremmo e avremmo l'ambizione di rappresentare. Ecco, io l'ho fatta veramente breve, dandovi quelle indicazioni essenziali che poi saranno tradotte e saranno da noi anche valutate insieme allo stesso governo in modo da far sì che questa cosa passi possibilmente in tempi rapidi. Io so bene, c'è anche il senatore Santini che intanto saluto e ringrazio perché è stato uno di quelli che ci ha creduto, con molti altri se vogliamo, ma come dire, è stato uno dei pochi che quando c'è stato da mettersi la faccia ce l'ha messa veramente. E ringrazio non solo il senatore Santini, ma tutti quelli che hanno avuto questo comportamento. E sono, ripeto, tanti. Dovremmo tenere aggregati tutti coloro che ci hanno dato una mano, ampliare la platea di chi ci sostiene, perché forse più di un passo in avanti riusciremo a fare. Ora ne abbiamo fatto uno, il primo. Avanti tutta. Bene. Allora, Franco. Sì, vai. Franco, Conte, Codacons. Io avrei lasciato volentieri alla Elena nella casa del consumatore, però perché, sì, ma è che io sono timido, volevo prepararmi. Pensavo questa sera non siamo numerosi, abbiamo fatto altre assemblee, eravamo tanti, e io con l'amico dico, noi ci domandavamo come mai, e il motivo è presto detto, che questo calvario dura praticamente da 3 anni e che quindi la gente ha veramente, è in riserva di speranza, di fiducia e quindi c'è un rischio che vincano per abbandono del ring. E lo so che non c'è, però ascoltate. No, certo. Sì, ma ascoltate un attimo, vi faccio questo tipo di indicazione, ma io sono convinto di questo. Certo, ecco, bravo, vedi, bravo. Ma io, certo. Ascoltate, vedete, questo io ringrazio questo intervento
perché conferma ovviamente un punto di vista che è di tutti noi. Ma il punto è, com'è? Bravo, questo è già un vantaggio. Ma io volevo riflettere sul fatto che abbiamo dato notizia, la televisione ha dato notizia, eccetera, e non siamo numerosi nella maniera in cui rivendichiamo di essere combattivi. Allora riflettevo sulle mie responsabilità, non sulle vostre, io parlo sempre delle mie. In che misura noi non riusciamo, ecco perché il mio intervento lo volevo fare su questo spunto, in che misura noi dobbiamo riuscire a sollecitare la razionalità, a indicare i percorsi possibili senza che la gente poi alla fine, dopo 3 anni, rimangano i più combattivi. Certamente siamo qui noi. E qual è allora il suggerimento che do a me? È quello di dirvi qual è lo scenario delle problematiche rispetto alle quali dobbiamo confrontarci, piaccia o non piaccia. Faccio un esempio molto banale. Non esiste nella storia, come ripete spesso Patrizio, al quale colgo l'occasione per riconoscere grande passione e grande merito di aver favorito l'unione, questa unione, come dico voi, non è una roba facile. Vedere personalità, percorsi storici tanto diversi intorno a questo tavolo delle 9 più rappresentative associazioni è un fatto importante che segna una grande presa di responsabilità per una battaglia che è lunga e sarà ancora, richiede ancora molta mobilitazione. Dicevo, quindi ringraziamo Patrizio di questo, dicevo, Patrizio dice spesso che quello che è venuto ha del miracoloso, e uno dice, vabbè, insomma, una frase come un'altra, però io richiamo a voi questo, sì, appunto, lo sto dicendo. Io credo nei miracoli, anche perché tante volte aiutati che c'è ti aiuta, quindi se pretendi qualcosa di buono arriva, sì, no? Sì, ma io... vedo che stimolo anche oltre le mie intenzioni, sto stimolando. Allora, qual è il punto sul quale volevo riflettere? Non c'è nella storia italiana, europea, mondiale non mi spingo perché non... ma nella storia italiana ed europea non c'è un esempio di risarcimento per azionisti. Ragazzi, scusate, non sto dicendo, ma ascoltate, se volete, ma no, ma ascoltate un attimo, ascoltate, uno può dire, non ci sono stati mai dei dirigenti della Banca d'Italia così idioti da non vedere le cose, ci sono stati mai dei imprenditori così idioti, ascoltate, se vi lasciate esprimere però scusate un attimo. No, quali sono le stupidaggini che ho detto? Scusate un attimo. Allora, stiamo calmi. Allora, stiamo calmi un attimo, lasciate parlare. Allora, scusate, dopo vi leggo quello che, perché lasciate però parlare, deve parlare anche lei. Dopo, se dovete fare delle domande, fatele, però se no così non andiamo avanti. No, ma perché vedete, la prima cosa che questa vicenda dobbiamo avere è il rispetto reciproco, perché abbiamo l'obiettivo comune. Allora, io porto le mie competenze, voi portate la vostra esperienza, il vostro disagio, la vostra mobilitazione, con questo facciamo un percorso vincente. Allora, sto ragionando in questi termini. Non è che giro intorno al discorso, se mi fate finire, il punto è che noi abbiamo ottenuto un risultato che è straordinario rispetto al fatto, ma è D'Aghela. Fate finire. Perché, faccio un esempio, ci sono le 4 banche, Etruria, Cariferrara, ancora, che sono andate in soluzione di un certo tipo, per i termini tecnici sono usati con una certa attenzione, i cui azionisti non hanno ottenuto una lira di risarcimento.
lasci stare. Per noi, questo è il punto, era una battaglia difficilissima, come ricordava prima. Ancora nel primo di settembre dell'anno scorso, chi era in Parlamento ha ricevuto una relazione della Banca d'Italia in cui si parlava degli azionisti di queste banche come persone che avevano una inevitabile cognizione dell'azzardo. Settembre 2017. Cioè, voglio dire, noi abbiamo dovuto andare a spiegare. Faccio un esempio. Quando sui nostri giornali da 2 anni, 3 anni, da sempre, si sapeva che alcuni dirigenti della Banca d'Italia erano venuti qua, poi erano finiti a fare i consulenti negli organi della banca, eccetera. Questo lo sapevamo tra di noi, no? Ci scandalizzavamo, ma la cosa era rimasta come una cosa così. Quando è venuto fuori questo fatto a Roma, in sede di commissione d'inchiesta parlamentare, e ha avuto il risalto nazionale, questo ha subito proiettato a nostro favore una situazione di ingannati di tipo così palese che ci ha creato un enorme favore. Quando noi ce la siamo detti qua tra di noi, la cosa non ha scosso più di tanto. Quando è stata detta da microfoni di livello nazionale, la cosa ha scosso l'opinione pubblica. Sto dicendo che la situazione che noi abbiamo vissuto in Veneto, alla gente non ci credeva, perché non ci poteva credere. Finalmente, grazie al rapporto che c'è tra di noi, di rispetto reciproco, siamo riusciti a convincerlo di questo. Noi non avevamo bisogno di essere convinti. Dovete convincermi, io ho intervistato oltre 1200 persone personalmente, dedicando la mezz'ora all'ora ciascuno in questi 2 anni e mezzo. E quindi so benissimo da tutte le tipologie. E chi c'è in sala sa, me ne può dare atto. Quindi il problema è che noi ci siamo subito, come ricordava Enrico, resi conto di quello che era successo, ma abbiamo incontrato la difficoltà a spiegarlo. Oramai ci siamo riusciti e da questo fatto, questo dicendo un fatto importante, è partito questa indicazione. Dopo, se magari il senatore Santini spiega anche il concetto che ha accennato per televisione una volta, molto interessante, del fondo di rotazione, spiegherà anche le prospettive dei limiti di questi soldi, anche Girotto. Io dico che non sono così, a uno l'ho detto, io ho detto anche una volta in una trasmissione televisiva, non sono così scema da non fare 100 milioni di euro diviso, fai conto, 120.000, cosa viene fuori. Ma non è questo il conto da fare. Il conto da fare è che nel bilancio dello Stato si è riconosciuto con voto unanime del Parlamento, in faccia all'Europa che prende atto di questo voto unanime del Parlamento, che gli azionisti delle 2 banche avevano comprato una cosa che non era quella che volevano comprare e quindi sono stati ingannati e quindi vanno risarciti. Quindi sono vittime. Questo è il cammino che abbiamo fatto, non per dircelo tra di noi. Quando me lo viene a gridare uno dice, gridalo pure, non è il problema, lo so. Allora arriviamo alla conclusione di questo intervento. Io volevo invitare tutti a riflettere che costruire questo percorso vuol dire, per esempio, non perdere di vista. E questo, cosa consigliamo noi ai nostri associati o a quelli che ci chiedono un parere anche se non sono associati? Noi consigliamo, la prima cosa che consigliamo è domani sapremo se anche il giudice di Vicenza riconoscerà la Costituzione, riconoscerà di parte civile, quindi offesi dal comportamento di Zonin gli azionisti. È probabile che lo riconosca perché lo ha fatto a Roma lunedì scorso e questo implica che Roma ha un suo peso come giurisprudenza e quindi questo lo farà. Quindi noi domani sera, e lo leggeremo quindi domenica sui giornali, sapremo che i 4.000 che sono costituiti sono considerati parte offesa. Questo per noi è un fatto che sotto il profilo processuale ha degli esiti che non mi riguardano, ma mi riguardano sul fatto che un giudice ha riconosciuto che io sono stato leso da comportamenti criminosi che sono contestati a Zonin. L'altra cosa che noi suggeriamo, naturalmente qui ci può essere differenze, è quella di fare la domanda di ammissione al passivo. Anche qui il primo commercialista che passa da fuori con la terza ragioneria neanche compiuta vi dice guardate che la Costituzione al passivo esige che il credito sia certo ed esigibile. E quindi tu che cos'hai di certo ed esigibile? Hai un danno che hai subito, ma chi te l'ha accertato? Tu, che sei incazzato come una iena. Deve esserci un meccanismo, non che lo chiedo io, è il fatto che uno avanza i soldi, lo va a chiedere al cadavere di quello che è stato l'assassino, ma al cadavere, quindi deve fare, a mio avviso, la domanda a viso nostro.
di ammissione al passivo. E con questi abbiamo sistemato due cose importanti. Però resta tutta un'altra vicenda sulla quale noi siamo animati e non ci mettiamo via, come una la ricordava anche Rigobon. Ci sono le società di revisione, quelle che prendevano 5-6 milioni di euro all'anno da Banca, visti i bilanci, da Veneto Banca e da Popolare di Vicenza, con la quale con una mezza paginetta dicevano i conti sono a posto, bravi tutti, viva, buon Natale, 5 milioni di euro. Allora, se questa gente qui ha dato in maniera maldestra questa valutazione, ci sono gli elementi per chiamarli in responsabilità. E come bene diceva lui, questi hanno i soldi perché sono società molto grosse. Nei confronti di questi, quindi abbiamo già puntato, l'abbiamo già fatta con altre associazioni, ma comunque noi l'ha fatta, la contestazione, e gli diciamo, signori, vi consideriamo responsabili di quello che è successo, specie alla luce del fatto che una, proprio per Vicenza, ha preso la condanna di 300.000 euro, quindi ha un arbitro importante come la Consob o Banca d'Italia, non mi ricordo chi è stato, un Consob, che gli ha fatto una multa dicendo quindi che c'era l'infrazione. Poi abbiamo la Banca d'Italia, qui il discorso è delicato e io mi rendo conto che alcuni possono dire è un'istituzione sacra, non va toccata, perché è pericolosa e delicata, e ci sono, io dico che le responsabilità quando ci sono le faccio anche nei confronti del Papa. E quindi la Banca d'Italia, noi abbiamo contestato che la vigilanza effettuata non è stata idonea a garantirci. Anche qui la commissione d'inchiesta, lo dico, l'ha accennato con garbo Patrizio, io lo dico con più brutalità, la commissione d'inchiesta quando è uscita io per primo ho detto, Presidente, un vecchio marpione della politica, figurati che cosa ci farà. A 2 mesi dalla scadenza del Parlamento, che cosa farà? Lo dico perché il problema non è di essere profeti e infallibili, il problema è di essere onesti con se stessi. Io ho fatto questi giudizi. Devo dire che ho cambiato idea perché intanto il Presidente è stato di un'efficacia con i tempi a disposizione ammirevole, un'attenzione ai nostri problemi ammirevole e soprattutto ai risultati, no? Anche questo me ne frega, poi tanto sei gentile e ammirevole. I risultati sono che è venuto fuori ufficialmente il contrasto tra Banca d'Italia e Consob, che ha fatto ridere i polli, ma a me ha portato benzina e munizioni per i nostri cannoni, perché se è vero che la Banca d'Italia dice ti ho avvisato Consob che la situazione era questa, la Consob dice non l'avevo capito e la Banca d'Italia risponde potevi richiedermelo, cioè vuol dire che i due grandi tutori della tutela della sicurezza del risparmio siano ingrippati. Quindi noi facciamo anche la contestazione alla Banca d'Italia. Quindi questo è lo scenario, Banca d'Italia, Consob, per il discorso dicevo, e i famosi revisori dei conti. Non è finita. Noi siamo convinti che in questa vicenda, stasera mi accennava un contributo, che nel rapporto tra la BCE, Banca d'Italia e gli effetti che sono stati da noi c'è stato forse un eccesso, un abuso di potere, diciamo così. Quindi stiamo mettendo l'indicazione da quella parte. Qui, in dissenso con il buon Rigobon, io sono d'accordo con l'iniziativa che ha preso 5 Stelle e i miei collaboratori, dico di orientali, per il ricorso per i diritti dell'uomo della Corte europea, perché anche quello è un fronte che non lascio scoperto, cioè ci muoviamo in questa maniera. Il problema è di non dissanguare le tasche delle persone con queste iniziative, per cui lo facciamo in un'ottica, le prime 2 hanno dei costi professionali, ma le altre in un'ottica assolutamente associativa, di profilo assolutamente a costo pressoché zero, che consente ai nostri, e suggeriamo a tutti, di rimanere in posizione, dico a battuta, con il numeretto dal dottore, che appena succede che viene sdoganata la responsabilità della Banca d'Italia, sdoganata la responsabilità della Consob, sdoganata la responsabilità dei revisori dei conti, noi abbiamo il numeretto e ci mettiamo nel corridoio che porta al rimborso. Naturalmente i soldi li possiamo prendere una sola volta, non tutte le volte, e quindi in questo senso spendo una parola per chi ha fatto la transazione del 15%. Quello è un problema che sotto il profilo giuridico sarebbe già risolto, perché c'è scritto nella transazione chi l'ha firmata che si rinuncia a tutto, quindi parrebbe o
è evidente che non c'è la possibilità di mettere in discussione la transazione fatta. Cioè se io faccio una transazione e chiudo al 15%, poi non è che la posso riaprire, questo capita tutti i giorni, no? Quando si chiude un contratto. Ma qui la questione è un po' diversa, qui siamo nel campo del risparmio, abbiamo sempre quel bellissimo articolo 47 della Costituzione che dice che il risparmio non sono pomodori e merita una tutela particolare e quindi io devo avere una tutela diversa dai pomodori pelati e scaduti. E quindi, sotto questo profilo, noi siamo convinti che ci sia la possibilità che anche quella transazione sia oggetto di recupero per l'85% lesivo nell'ambito del ristoro che si stanno predisponendo. Vi do che c'è una indicazione abbastanza ottimistica in questa direzione, che il giudice di Roma ha accettato la costituzione di parte civile anche di coloro che avevano firmato la transazione, nella quale era scritto, anche lì, che si rinunciava anche a ogni azione in sede penale. Quindi, vedete, gli spazi sono tanti, i tempi, come ricordava prima Rigo, sono lunghi, bisogna avere pazienza, e per quello che dicevo è mantenere alta la mobilitazione. E quindi direi che voi stasera dovete diventare non solo persone che andate via con delle notizie in più, ma dovete diventare ripetitori di notizie, perché la gente deve riuscire dall'isolamento in cui si è messa, dalla sfiducia in cui è caduta, per dire camminiamo, c'è fatica, ma ci sono prospettive e se siamo mobilitati e siamo operativi e rispettosi reciprocamente, sono convinto, ma lo dico dall'inizio e lo ribadisco stasera, che alla fine abbiamo la giustizia che meritiamo e il risarcimento che meritiamo. Sì. Sì, aspetta, scusa un attimo, facciamo le domande a fine. Allora, quello che hanno detto, come abbiamo capito, è stata una carrellata, voi non eravate arrivati. Allora, io confermo che questo è un fondo unico, bisogna fare tutta una serie di passaggi, ci sono pochi giorni per farlo, perché le norme attuative c'è questo discorso che è stato fatto, però c'è anche questo principio, siccome siamo di fronte a delle vittime, se sono vittime vanno rimborsate al 100%. È vero che noi dobbiamo prevedere delle priorità per persone in difficoltà, ma questo non preclude che noi altri il diritto è il 100%. Che dopo riusciamo ad arrivarci, c'è chi dice che non esiste, io dico, ma chi mi dice se domani è stata fuori dai conti dormienti qualcosa? Quindi il problema non è il principio, c'è. Quindi noi ci stiamo combattendo su un problema che esiste perché andiamo a approfondire. I casi welfare, sì, però i casi welfare, signori, il caso welfare spiega... lo sapete cosa sono i casi welfare? Quelli che hanno problemi, che hanno l'ISEE al di sotto dei 15.000, 13.000, scusa. Quei casi welfare, Veneto Banca e Popolare di Vicenza avevano messo i 60 milioni, che non li hanno dati a nessuno. Sapete quanti erano i casi sociali, i casi welfare? Erano fra gli 8 e i 9.000. Quindi quegli 8-9.000 che non hanno speso quei 60 milioni, in teoria quei 100 milioni che ha promesso Banca Intesa dovrebbero intanto andare a riparare quella che noi chiediamo, diamo una priorità, perché sono 100 milioni sul piatto del fondo appena in dotazione, 25 divisi ogni 4 anni. Dopo... No, si può splafonare già sì, dal primo anno. Benissimo. Allora, se finiscono il primo anno si richiedono quindi il MEF, ecco bene, quindi intanto abbiamo 100 che sono ricaricabili e poi c'è Banca Intesa che dopo parlerà lei. Quindi i casi che noi diciamo ma non vogliamo paletti e queste cose qua, d'accordo, perché anch'io sono della vostra idea, però bisogna pensare a quello che vi ho detto prima. Quindi qua ci sono 7 punti che noi abbiamo lasciato l'altro giorno al governo. Questi sono i punti che bisogna lavorare in base alle forze che ci sono in campo. Naturalmente le forze bisogna che ci parliamo, perché naturalmente c'è una posizione, c'è un'altra posizione, però se il principio è
che è una colossale truffa di massa, il problema è trovare i soldi. In trovare i soldi è stato individuato la fonte. Allora, se poi quella fonte è una bufala, che non c'è niente, allora siamo rovinati. Ma se invece c'è qualcosa, c'è l'impegno, il governo lo ha fatto, quindi per me concentriamoci a capire, concentriamoci a vedere cosa e facciamo in modo che quel fondo si riesca diciamo a finire, perché se dopo nessuno lo chiede, preoccupiamoci quando è finito il fondo. Anch'io sono d'accordo, ma 100 milioni è una cavolata. Però ragazzi, abbiamo appena iniziato, bisogna fare norme attuative, bisogna correre, e per associazioni come la mia che non ha sovvenzioni non è facile, ve lo posso garantire. Nel senso, noi altri abbiamo ricevuto per fortuna dalla Regione Veneto 13.000 euro, però io ho messo sempre i miei soldi. Nel senso, allora voi pensate la situazione di io ci credo, dovevamo arrivare a un punto di partenza e questo è il punto di partenza, criticabile, però non è da dire ma è una schifezza, non si va avanti, bisogna capirlo, bisogna praticamente battersi su questi punti perché e questo sarà la politica che lo deve fare e sicuramente noi gli daremo una mano perché il problema è che la politica secondo me rispecchia sempre noi, perché se noi pensiamo che tutto diventi per magia, non è così, lo abbiamo visto, è inutile che diciamo sempre colpa degli altri, cominciamo da noi stessi. Io ho visto, ho sbagliato fino a qualche anno fa, ho sbagliato, ho visto che qualcosa si è ottenuta in questa vicenda drammatica dove era stato sepolto in maniera definitiva tutto il risparmio, il diritto. Ecco, le contestazioni... No, ma come promesse? Quali promesse? No, allora, aspetta un attimo, dopo... No, non è una scatola vuota, perché allora se uno vuole... Allora qua c'è scritto, è una legge, ci sono 2 leggi che supportano un fondo vittime da reato finanziario. 2 leggi. Quindi se dopo uno non la vuole capire, non la capisce, pazienza, però io quello che vi posso garantire è che i 200 milioni che sono nel piatto intanto vanno a soddisfare le priorità e quindi i casi sociali. E poi rimane quei 100 milioni che partirà entro i 70 giorni, perché ormai i giorni passano, ci saranno le norme attuative e dopodiché qua c'è un rappresentante del Senato che vi dirà, magari se avete qualche domanda, la fa, però mi raccomando, prima... Ah, scusa, c'è prima però lasciate parlare, dopo le domande tenetevele, fate composte, perché non si capisce niente, ci agitiamo e ci agitiamo fra noi altri. Allora, lascio la parola a Len. Certo. Abbiamo il dibattito pubblico tra poco, io sarò molto breve. Io sarò molto breve per lasciare poi la parola all'onorevole Santini che andrà a spiegare nella specificità quello che è il decreto. Allora, per quanto mi riguarda come Casa del Consumatore, io sono Elena Bertorelli, delegata nazionale Casa del Consumatore, sono anch'io all'interno delle 9 associazioni che hanno sostanzialmente promosso e approvato il fondo. Io mi trovo d'accordo per quanto riguarda lo strumento, cioè il fondo, così com'è costituito, i 100 milioni con la possibilità attraverso uno strumento legislativo di accedere ai fondi dormienti che vi assicuro non è una bufala. Non è una bufala.
Chi lo dice che è una bufala l'accesso ai conti dormienti, mente sapendo di mentire. Quindi questo strumento non sono i 100 milioni, su questo sono d'accordo con i miei amici, con i miei colleghi e compagni di lotta. No, di merende no. Sono d'accordo sullo strumento, perché ci permette di accedere, di mettere le mani su quello dove ci sono i soldi, perché là ci sono, ricordiamocelo. Quindi qua sono d'accordo, eccomi qua, quindi sono d'accordo. Quello su cui non mi trovo d'accordo, come giustamente ha detto anche il mio amico Walter Rigobon di Adiconsum, non sono d'accordo sulla parte successiva, cioè il fondo è stato costituito, benissimo, bene, noi eravamo unite per il fondo, quindi è stato costituito, ma al momento, come dice giustamente la signora, è una cosa astratta, è una cosa che sta là, mancano, è legge, ma quante leggi sono poi cadute in desuetude? Allora, mancano i decreti attuativi e i regolamenti esecutivi. Benissimo, facciamoli anche in fretta. Io sono d'accordo sui 90 giorni, che è stata una conquista della nostra battaglia delle 9 associazioni. Quello che mi trova, diciamo, in disaccordo e che non sono d'accordo, e non posso dire che lo sono i limiti di accesso. Io non so, come Casa del Consumatore naturalmente, non siamo d'accordo sui limiti reddituali e patrimoniali che vengono posti per accedere a questo fondo. Questo non vuol dire che non siamo d'accordo che i casi sociali dovrebbero essere messi, non è definito. Ok, va bene, certo. Però non vuol dire che i casi sociali per noi non siano più importanti, nel senso più urgenti però. Cioè quello che noi diciamo, benissimo l'urgenza per i casi, la priorità temporale, no esclusiva, perché i risparmi sono stati truffati. Quasi 3 anni che lo temo e siamo sempre le stesse facce. Ringrazio anche naturalmente il Movimento Difesa del Cittadino e Altro Consumo e anche noi che credevamo, vedo il rappresentante Ugone che è venuto ad ascoltare. Siamo sempre le solite facce, signori, qua noi che lottiamo. Quindi permettetemi di dire, e Milena Zaggia, anche lei, siamo sempre noi, Codacons, Franco, Walter, Patrizio, siamo sempre le solite facce. Permettetemi di dire che adesso abbiamo raggiunto un grosso risultato con il fondo, ma sui decreti e sui regolamenti non ci devono essere limiti dettagliati e precisi per l'accesso. Naturalmente siamo d'accordo sulla priorità cronologica dei casi sociali. Questo assolutamente siamo i primi a dirlo. Teniamo anche presente che per i casi sociali c'è il fondo Intesa di 100 milioni che sono stati stanziati, ma anche là dobbiamo andare a tirar tutti per la giacchetta, no, perché vengano erogati, perché è facile, anch'io posso dire vi stanzio oggi, vi stanzio 5 miliardi e faccio bella figura, ma poi bisogna tirarli fuori i soldi ed è lì la parte difficile. Quindi, d'accordissimo sul fondo, bene, è un elemento in più per voi, vi assicuro un elemento in più, quindi guardate come qualcosa in più che avete a disposizione. Adesso dobbiamo, con il confronto tra di noi, consapevoli che non siamo noi a scriverli, ok? Non sono le associazioni consumatori a scrivere i criteri con cui voi accederete al fondo. No, non sarà Banca Intesa, sarà il governo, sarà la politica, diciamo così. Quindi, no, perché ci saremo noi a tenere un po' le redini nei limiti del possibile, con il confronto.
Però questo è il punto. Ognuno ha la propria visione, vedete che ognuno ha un proprio credo, una propria idea e dobbiamo confrontarci. Siamo riusciti a metterci insieme nonostante i credi, vi assicuro, molto diversi, ma ci siamo confrontati. Cioè, bisogna confrontarsi, bisogna mettersi insieme, anche magari baruffare, come è successo dal sottosegretario Baretta, mi sono lasciato un attimo andare, ma ecco, un po', però bisogna confrontarsi. Cioè no, non è fatica, perché magari si vorrebbe con un tono di voce un po' più alto dire ma io non sono d'accordo, naturalmente argomentando perché non sono d'accordo sui criteri, vado rapidamente, perché non sono d'accordo che solo chi ha un certo reddito e un certo patrimonio possa accedere a questo fondo, che sono tutto quello che è stato detto dopo, viene dopo questi criteri, ragazzi, Attenzione ai criteri con cui verrà erogato questo fondo, è il punto cruciale. Perché non sono d'accordo? Perché le popolari venete, a differenza nel fondo, voi sapete, ci sono le popolari venete, ci sono le 4 banche risolte dell'Italia centrale. Le popolari venete, a differenza delle 4 banche, pur essendo sempre fratelli di disastri, perché è così, però a noi è stata tolta la giustizia civile con decreto. È stata tolta la possibilità di avere la giustizia civile, non abbiamo più l'ACF, adesso cominciano le pronunce arbitrali favorevoli, adesso cominciano, per loro, per i nostri fratelli di sventura dell'Italia centrale. Noi non abbiamo la possibilità di rivolgerci all'ACF. Ci è stata tolta, dopo fate le domande, ci è stata tolta. Per questo io dico, non c'è una compensazione. Allora vediamo, tutti sono stati salvati, la banca è stata salvata, i dipendenti sono stati salvati con prepensionamenti di 7-8 anni e non vogliamo salvare i risparmiatori. Non vogliamo salvare i risparmiatori, noi lo dobbiamo porre questo problema alla politica in maniera di confronto, però questo è il punto. Quindi d'accordo sul fondo e sono ancora qui e continuerò la battaglia con i miei amici, la continuerò, ognuno con le proprie idee. Io personalmente come Casa del Consumatore non sono d'accordo sui limiti di accesso. E poi un altro punto su cui tutti abbiamo un po' contestato, ci troviamo penso d'accordo, vero Walter e Franco? No, dicevo Walter e Franco, penso che siete d'accordo su quello che abbiamo detto presso il sottosegretario Baretta. Penso che anche, perché erano presenti naturalmente anche i miei amici Walter e Franco, tutti abbiamo comunque sottolineato che la priorità cronologica, cioè le associazioni, voi che andrete al fondo, c'è una priorità cronologica, cioè chi prima arriva meglio alloggia. Ok? Lì siamo stati, mi sembra di ricordare Walter e Franco, d'accordo sul fatto di dire ma questa priorità cronologica, se mi fissano un appuntamento il sabato, ipoteticamente, io ho lo sportello giovedì e mi passano 4 giorni, magari altre persone mi rientrano prima della mia persona, cioè diventa una lotta disumana tra le associazioni. Il concetto della priorità cronologica per voi? No, è possibile potete farlo anche individualmente il ricorso, ma sta a voi dopo farlo, è lì il punto, è lì, quindi e dopo lasciamo parlare. D'accordo sul fondo, grande attenzione sui criteri, regolamenti e sui decreti di attuazione, perché la nostra posizione di Popolari Venete è diversa da un punto di vista sostanziale e giuridico delle 4 banche centrali. Ci è stato tolto tutto, abbiamo solo il penale, noi abbiamo fatto le costituzioni di parte civile nel penale, domani avremo la trattazione delle prime 100 costituzioni pilota.
Vedremo domani sera quante saranno ammesse. Insinuazione al passivo, avanti, anche noi CEDU, avanti con tutto. Grazie. Ecco, ricordiamo sempre che però le costituzioni civili non è che ci siano tante risorse, cioè, il problema è che dopo tutte le strade... Quindi diciamo che quello che è stato fatto è un punto di inizio che ha meno diciamo, riserve di tante altre strade, questo è certo. Allora io darei la parola al senatore Santini e poi volevi parlare anche te. Prima però il senatore Santini, che allora così... Sì. Aspetta, parliamo lui un secondo. Sì, è un coglione. Ho visto, me l'ho fatto leggere. Non sono d'accordo su quello che ha detto. Allora, se vuoi fare... tieni qua, se vuoi fare due parole... Dai. Allora, Milena Zagia, che è una delle persone che ha sempre combattuto, come tanti altri. Allora, io mi sono unita alle Venete proprio perché 22 novembre 2015 il governo ci ha messo in risoluzione 4 banche, 132.000 famiglie. Non stiamo parlando di 1.300 famiglie, 132.000 contro i 219 delle Veneto. L'unione è stata proprio portata avanti perché mi sono accorta che c'era una patologia che tutte le banche falliscono, tutti i risparmiatori vengono considerati degli speculatori, c'è qualcosa che non funziona nel sistema finanziario e nel sistema bancario. Essendo veneta però, lavorando ed essendo una azzerata della Cassa Risparmio di Ferrara, mi sono unita un po' al gruppo e sono contenta che il fondo sia stato istituito, ringrazio il governo, però non mi basta. Concordo con quello che dice Elena sul fatto che l'uguaglianza in questo momento viene di nuovo sotterrata. Le 4 banche sono 2 anni e mezzo che nessuno è stato rimborsato. Stiamo parlando di 16.000 obbligazionisti subordinati, di cui sono stati rimborsati 9.000 persone all'80%. Perciò tutti gli altri l'hanno preso in quel posto finora, ok? Non abbiamo avuto soldi. Elena, la CF campa a cavallo che l'erba cresce, dicono, ok? Perché è stata approvata, fortunatamente ci sono alcune sentenze che la Banca Ponte esiste, noi dovremmo rivolgerci alla BIPER. Sarà una gara molto dura, però voi siete stati penalizzati doppiamente. Non avete la possibilità di fare nessuna azione legale, civile o penale o quello che volete, ve l'hanno tolta. A noi comunque il rimborso non ce l'hanno ancora dato. Io credo che il fondo possa e debba essere implementato con i conti dormienti perché i soldi ci sono. Uno del Movimento 5 Stelle, Pesco, mi ha dato tutta la lista dei conti dormienti e i soldi ci sono e il governo li deve tirare fuori perché lo Stato ci ha azzerato, lo Stato è stato assente perché aveva una Consob e una Banca d'Italia che non ha vigilato, i CDA sono stati dei delinquenti e noi siamo stati truffati. Al di là del fatto che sono d'accordo con te, scusate l'emozione, gli azionisti sono stati giudicati degli speculatori. Col cazzo che siamo speculatori noi. Speculatori sono state le banche che hanno gestito male i nostri soldi, perché sono andati a fare qualcosa che non hanno salvaguardato i nostri risparmi. Perciò io chiedo a questo governo di implementare quel fondo e non stiamo a casa. Basta, perché siamo sempre in 10, 15, 20, 200 fuori. Dobbiamo essere in piazza e a rompere i coglioni a sta gente perché il governo ci ha messo in ginocchio. Ci sono 4.000 suicidi nel 2017. Basta, questa è una guerra finanziaria dove ci ha portato veramente del male. Onorevole Santini, io sono d'accordo con voi che avete fatto il possibile, ma non avete fatto l'impossibile. Perché
avete effettivamente messo in ginocchio una nazione, perché vi nascondete dietro l'Europa, vi nascondete dietro che i soldi non ci sono. I soldi ci sono perché Banca Intesa avete dato 4 miliardi di soldi nostri e qui dentro noi ci abbiamo rimesso 2 volte, prima le azioni e i risparmi e poi con i soldi pubblici Banca Intesa. Allora, vogliamo i nostri soldi dentro a quel fondo, che ringrazio tutti per averlo fatto diventare legge, perché almeno ci siamo battuti per qualcosa. Il 4 di ottobre, la giornata nazionale del risparmio tradito, è stata una cosa importantissima e se fossimo stati tutti 400.000 a Roma, forse oggi questo governo avrebbe messo la mano nelle tasche di più. Ti presento il senatore Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle. Sì. Grazie, io ringrazio anche il collega Santini che mi fa parlare per primo, gli ho detto che avevo più di qualche provocazione per lui e che quindi sarebbe stato opportuno che parlasse successivamente. Sarei voluto intervenire anche all'ultimo incontro a cui ero presente, qui vicino al Teatro di Vicenza, però sia per me sia per anche la collega della Lega Nord non è stato possibile, quindi vi dico adesso quello che avrei detto allora. E vi dico che istituire un fondo per il risarcimento di 210.000 persone truffate che hanno perso più di 11 miliardi e che è coperto da 100 milioni di euro è una vergogna, questo volevo dirvi e questo ve lo ripeto, è una vergogna, è una vergogna. È come darvi la scarpa a sinistra e dirvi guardate dopo le elezioni magari vi do la destra. E non sono qui in campagna elettorale perché non sono candidato, ci tengo a dirlo questo. Sono a fine mandato, però un mandato che è stato fortemente segnato dalla crisi dei 2 crack delle popolari venete. Perché lo sto seguendo da 4 anni, con molti di voi già ci siamo conosciuti, tantissimi incontri sul territorio. Praticamente tutti i rappresentanti dei comitati li ho conosciuti prima ancora che venissero costituiti i comitati. Il procuratore capo di Vicenza, quando in commissione bicamerale gli hanno chiesto da cosa è partita l'indagine sulla Popolare di Vicenza, ha detto da 3 esposti. L'Adusbef, un risparmiatore truffato, e l'esposto che è stato presentato al Movimento 5 Stelle era il 2014, la politica era immobile, non si muoveva nessuno. E perché la politica era immobile? Ma perché ci sono dentro fino al collo, perché se il signor Consoli, il signore Zonin risulteranno assolti per prescrizione, chi tirerà il fiato sarà una grande fetta della politica veneta e non solo veneta. Questo è il fatto e questo è il motivo per cui la riforma della prescrizione, una seria riforma della prescrizione non si è fatta, non si è neppure abbozzata, non ci pensa nessuno. Noi questo emendamento l'abbiamo votato in commissione alle 3 di mattina. L'abbiamo votato perché? Innanzitutto perché siamo noi a sostenere la necessità di introdurre un emendamento che prevedesse l'introduzione di un fondo di questo tipo, lo abbiamo sempre sostenuto. In secondo luogo perché è un riconoscimento da parte del governo delle sue responsabilità, ci mette una pezza, ma se ci mette una pezza perché qualcuno ha sbregato il tessuto. E l'errore maggiore è stato quello di negare la possibilità a 210.000 risparmiatori truffati di avere giustizia, dicendo che nel momento in cui vado a scorporare la parte esterna delle banche e la do a Banca Intesa e lascio poi tutta la parte, diciamo, malata ai risparmiatori, e in quel momento là non si può più aggredire il capitale che fino al giorno prima si poteva aggredire. C'erano già state 2 sentenze favorevoli nei confronti dei risparmiatori. E questa è una responsabilità della politica. Dire che non ci si può risarcire in quella maniera lì è una responsabilità della politica. Il decreto è stato fatto da Banca Intesa, il decreto. Magari è stato scritto a Banca Intesa. Poi ci sono le mancanze da parte degli... Io termino, sono velocissimo. Ci sono le responsabilità di Banca d'Italia e di Consob, ma le figure apicali di Banca d'Italia e Consob sono politiche.
Il terzo motivo per cui abbiamo votato, e poi veramente mi taccio, questo fondo, è proprio questo, perché nel bene o nel male, creiamo uno strumento che se avremo la responsabilità di andare noi al governo avremo già pronto per poterlo utilizzare. Ma questo è l'unico motivo per cui l'abbiamo votato. Ma tenete conto che a fronte di un fondo che è stato istituito ci sono stati N emendamenti bocciati da questa maggioranza che prevedevano un fondo molto più serio, molto più sostanzioso, che avrebbe chiuso completamente la questione. Uno di questi emendamenti l'ho presentato io e diceva una cosa semplicissima, l'avevamo anche concordato con varie associazioni, presenti anche i politici in maggioranza. Era un emendamento che prevedeva un fondo da 4 miliardi, avrebbe chiuso la questione e non sarebbe andato a mettere le mani per un centesimo nelle tasche dei cittadini, perché le coperture derivavano da un incremento delle imposizioni fiscali nei confronti del sistema bancario. Cioè l'unico sistema della nostra economia che ha tratto vantaggio dai crack delle popolari venete. 4 miliardi sembrano una cifra astronomica. Questa legislatura è iniziata con un decreto IMU Banca Italia, che ha preso 7 miliardi e mezzo vostri, dei cittadini, dalle riserve di Banca Italia e li ha messi di fatto nei conti correnti delle banche che sono nella governance di Banca Italia, senza che ne avessero nessun merito. Per cui 4 miliardi ci potevano essere. Chi ha bocciato quel referendum, quegli emendamenti, se ne assume la responsabilità. Vi chiudo ricordando il ricorso che è stato citato prima alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. È un ricorso interamente finanziato dal Movimento 5 Stelle. È un ricorso a cui hanno aderito oltre 5.000 risparmiatori truffati e non è stato facile, per cui ci sono state delle lungaggini e ci scusiamo di questo. Ma raccogliere 5.000 adesioni in serate come questa e con una non collaborazione da parte dei grandi media, perché nei giornali questo tipo di iniziativa non l'avete letta da nessuna parte, non è stato facile. Adesso siamo in tanti e comunque vada, sarà una notizia positiva. Perché? Perché i casi sono due. Il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile, ma allora questo sottintende il fatto che sia ammissibile chiamare in giudizio la Banca d'Italia nel nostro Paese. E quindi avremo uno strumento per chiamare a rispondere delle sue responsabilità la Banca d'Italia. La seconda ipotesi è quella che la Corte Europea ritenesse ammissibile il ricorso e allora si arriverà a sentenza e quella sentenza sarà riconosciuta nel nostro ordinamento in virtù delle convenzioni che sono state stipulate nel nostro Paese. E io questo credo che sia una buona notizia. Però se mi consenti, proprio una battuta finale, una citazione, vorrei citare Casaleggio. Prima qualcuno diceva c'è un po' di scoramento. Ecco, il mio appello è non mollate, perché non si può vincere contro chi non si arrende mai. E qui c'è una paura veramente fottuta di cittadini arrabbiati e che non mollano rispetto alle loro legittime istanze che vengono portate all'attenzione della politica. Grazie e scusatemi se mi sono dilungato. Bene, allora io chiederei al senatore Santini se può dire due parole. No, scusate un attimo, perché... Com'è? Io non ho il coraggio di chiedere valore. Chiedo la stessa disponibilità come quelli che avete fatto in Corte Europea. Allora, se avete altre domande da fare... Noi non ne abbiamo nemmeno uno, quindi comoda la vita. Sì, una cosa veloce però perché... Renato Bertelle, ai politici che sono qua, al senatore Santini eccetera, vorrei chiedere di unirci a noi in non una battaglia, una guerra. Vorrei dire due cose, scusati se ti rubo un minuto. Noi siamo veramente in guerra. Guardate che è giusto questo provvedimento che hanno ottenuto le associazioni, ma noi dovremmo ottenere qualcosa di più. Ma perché la procura ha fatto un sequestro, ha ottenuto un sequestro contro 2 dirigenti? Ma perché la procura non ha fatto quel sequestro concesso
che non sarebbe andato a noi per 106 milioni, il procuratore non l'ha voluto, il GIP l'aveva concesso e la Cassazione ha detto che doveva fare il sequestro. E perché la procura non ha tenuto conto delle denunce di truffa? È stato detto prima che siamo stati truffati. E perché non ha tenuto conto delle false comunicazioni sociali? Perché non l'ha fatto? E perché non chiede sequestri? Perché non chiede i sequestri contro Zonin, che si è disfatto di tutto? Poi dico un'altra cosa, la banca in liquidazione, perché non fa la revocatoria contro coloro che hanno avuto i beni di Zonin e perché non chiede il sequestro? Perché non andiamo in banca in liquidazione a chiedere queste cose? Dobbiamo fare la guerra se vogliamo vincere. È giusto questo fondo è giusto, ci sono i soldi, ma dobbiamo andare a prenderli a chi ce li ha rubati, a chi ce li ha fatti sparire, chi ci ha truffato. Allora dobbiamo andare assieme, dobbiamo andare tutti noi con coloro che sono qua. I sindaci hanno decine di migliaia di persone nelle loro famiglie che sono stati truffati e sono con noi, verrebbero con noi a combattere per queste cose, a chiedere alla banca di fare i sequestri, di portare a casa, perché adesso sta facendo l'azione di responsabilità, dovrebbe chiedere 2 miliardi. Ma perché non chiede la revocatoria allora? Perché non fa la revocatoria la banca? L'avvocato della banca ha detto a me nell'ultima assemblea di aprile, e gli ho chiesto, ma scusa, perché la banca non fa? Mi ha dato incarico di fare l'azione revocatoria per poi fare i sequestri. In aprile lo ha detto, in aprile. Perché non la fanno più? Perché, cari miei, comandano gli altri, non la politica. Chi è sopra la politica? E la politica, sì, proprio i soldi, ma noi non possiamo venire qua in 4 gatti ed aspettare. Purtroppo siamo in Veneto. No, siamo pochi, perché se qualcuno qua dietro si ricorda, scusa, qualcuno si ricorda qua dietro quando io dicevo la procura non fa quello che dovrebbe fare. Andiamo a chiedere, ma non si può, sì che si può. Ho detto come si sarebbe potuto, è vero Elena? Andare un po' alla volta dentro, finché fossimo stati 100, 150, arrivavano i giornalisti a vedere cosa si faceva dentro. Perché se non alziamo le bandiere, se non pestiamo i piedi, loro sono riusciti, 4 ottobre, eccetera. È poco, dobbiamo fare di più, inutile lamentarsi. Quanta gente ha detto a me, non c'è nessuno che ammazza Zonin. Ma scusi, lei perché non lo ammazza? Come? Qualcuno dovrebbe coparlo, però nessuno lo fa. Gli fa ben farlo. Qualcuno dice che farebbe ben coparlo, ma io non lo dico. Ecco. Ma bisogna comunque portare a casa i soldi di quella gente. No, nessuna revocatoria. Questo cede, va in commissione, non mi ricordo, sono vecchio ricoglionito. Te ne ciappi tutti per coglioni. Questo è il discorso. Lui i soldi li ha dati, li ha ai figli, alla moglie e a chi ha voluto e nessuno gli chiede indietro. Noi non possiamo farlo perché ci sono dei costi e dei rischi. C'è la televisione, sai, avvocato? Ecco. C'è la televisione. No, ho detto che non bisogna uccidere. Non si può dire, non bisogna. Ecco. Non bisogna uccidere, cosa ho detto? Che farebbero male? Qualcuno lo vorrebbe però. Ecco, non noi. Ecco. Signori, bisogna fare la guerra, Giorgio. Bene. Saltini, dai. Ecco qua. Allora, bene, allora adesso facciamo sì, fa parlare il senatore Santini che ha proposto l'emendamento, ecco, che è quello che grazie a lui e anche agli altri, però se no non saremmo qua, perché io se no sarei a casa, non sarei qua a... Prego. Ecco qua. Sì. Buonasera a tutti intanto. Ma io credo ci siamo comportati nei nostri rapporti
con le assemblee che abbiamo fatto, in particolare quella del 2 di dicembre, in maniera molto trasparente, molto chiara, sapendo tutti i limiti e anche le opinioni che ci sono sui fatti che sono avvenuti, sui quali io non discuto, nel senso che se uno ha l'opinione che è stata detta anche da molti di voi e pensa che sia giusta ed è convinto che sia giusta, io non voglio assolutamente fargliela cambiare, quindi in termini su questa questione credo non torniamo nella nostra discussione, dobbiamo concentrarci a mio avviso solo sul fatto di andare avanti per la strada sicuramente parziale, sicuramente difficile, sicuramente riduttiva, io tutti i limiti li conosco, però che andava fatta perché stava finendo la legislatura e non averla fatta avremmo rinviato ancora di un mese, di 6 mesi, di un anno poi la possibilità di intervenire, perché questo fondo si costituisce con la legge di bilancio che si fa a novembre e dicembre di ogni anno, quindi non averlo fatto quest'anno significava poi doverlo fare tra un anno. E quindi la parzialità e anche i limiti sono evidenti, e però bisogna sapere che intanto c'è il fondo. Il 2 dicembre abbiamo detto 3 cose, 4 cose, le ho dette io e voi le avete ascoltate, chi c'era, chi non c'era, perché eravamo il 2 dicembre nel passaggio tra la prima votazione al Senato e la seconda votazione che c'è stata poi alla Camera, prima che la legge fosse poi rivotata definitivamente anche al Senato. Quindi eravamo nel momento in cui i limiti del fondo iniziali si potevano in qualche maniera anche cercare di superare nei limiti del possibile. E vi ricordate che abbiamo detto ci prendiamo l'impegno con i colleghi a quel punto parlamentari dell'altro ramo del Parlamento di affrontare i limiti e provare a superarne qualcuno in previsione di superarne anche poi degli altri, perché come abbiamo detto e poi l'abbiamo addirittura accentuato nella legge finale, questo fondo non può avere un orizzonte di qualche mese, di 6 mesi, deve essere un fondo perché deve risolvere problemi enormi che hanno colpito le persone in maniera pesante, deve essere un fondo che ha la possibilità di essere alimentato nel tempo in maniera forte, in maniera consistente. E infatti siamo passati da 2 anni a 4 anni, per cui noi avremo 4 possibilità nelle leggi di bilancio. Il Parlamento che verrà eletto il 4 marzo avrà la possibilità nelle prossime 4 leggi di bilancio di andare a porre con molta forza, con la forza che dà la gravità dei fatti che avete subito, la necessità anche, in particolare dopo la commissione d'inchiesta, si sapeva già, ma è venuto fuori in maniera evidente che il risparmio è stato tradito e che la categoria dei risparmiatori truffati è una categoria vera, esistente, non inventata da noi che l'abbiamo messa in quella legge, d'accordo, l'hanno capito tutti, ci sarà il tempo e il modo per poter trovare le risorse per dare una soluzione la migliore possibile a questo problema. Allora, questa cosa l'abbiamo ottenuta, la prima cosa. Cioè il fondo ha una caratteristica di un fondo, come si dice, di rotazione, cioè che non va visto per la cifra iniziale, ma va visto per la possibilità e andrà visto quando finirà per la cifra finale, che sarà molto diversa dalla cifra iniziale. E l'amico, non so se è ancora qua, Cappelletti, sa che questa opinione l'abbiamo discussa a lungo, le prime volte che ci siamo visti un mese prima della legge di bilancio circa, per ragionare insieme, e sa che dal punto di vista delle possibilità presenti nella legislatura, quelle che sono presenti, quelle che si possono praticare, era l'unica strada e l'abbiamo trovata andando esattamente a lavorare sulle ricchezze, tra virgolette, sulle risorse delle banche, perché questo è purtroppo il limite, cioè quello che nella situazione data, soprattutto per quelle che sono le nostre leggi attuali, bisognava trovare risorse in quel mondo, in quel contesto, e ci siamo scervellati e abbiamo trovato una strada che, sono d'accordo con voi, le abbiamo spiegato noi anche in maniera molto forte
al governo quando nicchiava, che quella strada è percorribile ed è una strada esattamente che si alimenta nel tempo, che viene verificata ogni tot anni e che ogni tot anni, quando viene verificata, ha delle risorse disponibili, così come è una cosa che si ripete ogni anno una parte perché quel fondo si alimenta in due modi, con i fondi dormienti e con un contributo del sistema bancario che ogni anno dà al Ministero dell'Economia e che verrà destinato al fondo, in modo tale che mano a mano che viene avanti il percorso di accertamento, diciamo così, dello status di risparmiatore truffato, il problema si può affrontare. Seconda cosa che abbiamo detto, vi ricordate, l'assemblea era un po' più numerosa, ma tutti quelli dell'assemblea erano convinti che era un imbroglio, perché c'era scritto sentenza passata in giudicato. Io vi ricordate che vi ho detto, siccome erano le 5 di mattina, come si ricorda Cappelletti, dell'ultimo giorno utile per votare la legge, siamo riusciti a infilare dentro o titolo equivalente. E poi, giustamente, con un po' di tempo, alla Camera abbiamo messo Camera arbitrale. D'accordo? Quindi non è più il giudice, che ha procedure, come vediamo purtroppo anche nel processo, lunghe, no? Con 1000 situazioni poco prevedibili e poco gestibili, sarà una Camera arbitrale, sarà l'ANAC, che lo farà in maniera sollecita, lo farà senza i vincoli del procedimento giudiziario e lo farà, anche qui forte adesso delle dichiarazioni, delle cose accertate da una commissione d'inchiesta che è uno strumento che ha valore legale, la commissione d'inchiesta che è stata fatta, potrà accertare in maniera relativamente rapida questo fatto. Quindi, due questioni importanti per non ritenere una presa in giro il fondo, che era nella testa di tutti questo, no, che poteva essere una presa in giro anche nella mia testa, poteva essere un contentino tanto per stare zitti. Due questioni importanti sono state definitivamente chiarite. Sono state chiarite, cioè le risorse. Poi il Parlamento italiano, che verrà votato dagli italiani, se ritiene di non dover far nulla, si prenderà la responsabilità. Io penso che il Parlamento italiano, qualunque sia, si prenderà invece l'impegno di farlo in maniera sollecita, in modo tale che, meglio ancora se la Camera arbitrale va avanti più velocemente e se no con la prossima legge di bilancio si va a mettere mano a quel fondo, perché si può fare anche in maniera sollecita e si può fare, l'accertamento di chi è risparmiatore tradito o truffato è adesso più rapido. Poi avevamo detto anche che avremmo chiesto al governo, anche se non era, come dire, non era suo obbligo farlo, di fare due cose: di fare il decreto molto prima dei 180 giorni, che quella notte in qualche modo io avevo molto la bocca storta quando ho visto quella cifra, perché non era giustificata e quindi rafforzava l'idea che ci fosse il pericolo che fosse un buttare avanti la palla senza costrutto, e abbiamo ottenuto i 90 giorni e abbiamo chiesto al governo anche una cosa che si è verificata l'altro giorno, che contro ogni consuetudine e contro ogni norma il decreto, che è una specifica prerogativa del governo, fosse costruito assieme alle associazioni che rappresentano i risparmiatori truffati, tutto in parte, ma comunque hanno voce in capitolo. Sono stati a parlare, hanno confrontato le opinioni, naturalmente bisogna ancora lavorare e bisogna fare in modo che su questo punto, e concludo, io dico una parola semplicissima e mi pare chiara, capisco le opinioni di tutti, però leggendo il decreto si rivolge a tutti i risparmiatori traditi, perché abbiamo detto l'altra volta nell'assemblea, truffati, insomma, purtroppo penalizzati gravemente. Abbiamo detto l'altra volta in assemblea che il concetto di fondo di questo decreto era quello di andare oltre le categorie azionisti, obbligazionisti, eccetera, eccetera, e fare un discorso di carattere generale, di carattere universale, perché la portata è stata di carattere universale, di carattere generale. Bene, allora, adesso, a mio avviso, con tutte le accortezze di non gettare via nulla
e ovviamente partendo da chi è nelle condizioni peggiori, appena si riuscirà a definire i discorsi con la Camera arbitrale, quindi appena il decreto sarà approvato, e quindi va scritto così perché un decreto non può scrivere un concetto diverso da quello della legge che lui deve applicare, deve mettere in pratica. Dovrà scrivere una cosa che può dare delle priorità, può dire che si parte, visto che c'è una gradualità anche temporale, da chi è nelle condizioni, però chiaramente dovrà fare un ragionamento. Poi se il governo cambierà opinione, siccome la legge l'ha votata, ha dato un parere favorevole ed è stata votata dal Parlamento, quindi è legge dello Stato, e il governo su questo ha messo anche la fiducia del Parlamento, quindi voglio dire l'abbiamo votata per quello che è scritto, vedremo, e farà così, non potrà fare diversamente. Certamente le priorità assorbiranno le prime risorse disponibili, questo è evidente, ma è bene che sia così, perché se è una priorità è giusto che ci sia una considerazione anche in un'assemblea vasta di persone, un insieme di persone che tutti hanno un fatto comune sulle spalle, cioè quello di una truffa pesante, pesantissima. Per alcuni pesa al punto di schiacciarlo, per altri pesa al punto di schiacciarlo un po' meno, e quindi bisogna avere il senso anche, come dire, di un percorso che ci porta a questo. Io non ho molto altro da dire, nel senso che questi sono gli impegni che avevamo preso, ripeto sempre, lo dico all'inizio, nei limiti generali della situazione. Nessuno di noi pensa che il fondo sia una soluzione perfetta, eccetera. È una soluzione pensata, costruita in poco tempo, trovato un pertugio per farla passare, che dobbiamo avere adesso l'intelligenza di costruirla tutta insieme, di farla crescere, di farla vivere anche nella coscienza con molta determinazione. A me non spaventano le urla quando sono per costruire una cosa migliore, non mi spaventano. Ho urlato anch'io tante volte nella vita ed è sempre andata bene quando è finalizzata a qualcosa di positivo. Ecco, mi spaventa solo il fatto che subentri la disperazione. Adesso ognuno dice le cose che pensa, insomma io non voglio giudicare nessuno, però cerchiamo di rivolgere tutta la nostra forza, quella che ci è rimasta, per cercare di insieme custodire questo fondo, farlo crescere e farlo diventare tra pochi mesi, diciamo a partire da aprile, maggio, quando sarà, già una realtà che comincia a risolvere qualche problema. Perché se comincia così, poi i problemi piano piano, nei limiti che sarà possibile, nei limiti più alti che sarà possibile, risolverà i problemi per tanta gente di quella che ha avuto questa pesantissima situazione. Questo è l'impegno che io mi posso prendere per il tempo che ancora rimarrò, perché sapete, questo Parlamento è stato sciolto, fino al 15 marzo è in carica e poi non sarà più in carica, e poi vedremo chi ci sarà e cosa farà. In ogni caso, quello che vi posso dire, l'ho detto a loro tante volte, bisogna stare uniti e privilegiare sempre, se anche è l'1%, quello che unisce dal 99% che ci può dividere. Se facciamo così, portiamo a casa un risultato. Se invece ci facciamo prendere, anche se avessimo il 99% di ragione, dal fatto di non essere insieme, non faremo nulla e avremo ancora più una pesantezza, perché avremo anche la disillusione che l'ultima strada, quella che era in mano in fondo a noi tutti, è stata anche questa purtroppo inutile. Io non penso che sia così. Io non penso che sia così. Sì, vabbè, bravo, non lo sapevamo. lo sappiamo. Bravo, Guarda, ti dico ancora di più, neanche se il 99,9% non ti serve a nulla questa cosa qua, non ti serve a nulla. Bravo. Va bene. Bravo, bravissimo. Guarda, il contributo, bravo, sì. Scusa, se vuoi intervenire... non occorre neanche che lo dica tu, perché il Parlamento è finito, punto. Avanti, dai. Comunque senti, io non ti ho interrotto, quando vuoi parlare vieni qua, fammi finire che sto finendo e poi la cosa è finita. Bravo. Dopodiché non mi pare, ti ripeto, lo dico tanto, se io volevo farmi, come dire, una passeggiata, dicevo la signora, andavo da un'altra parte, no? So benissimo che sono venuto qua a discutere di un problema serissimo su cui ci sono grandi responsabilità
da parte di tutti, io mi prendo le mie, punto. Dopodiché dico, se vogliamo venirne fuori, perché l'ordinamento giudiziario, adesso c'era l'amico che è venuto prima, purtroppo siamo in un regime democratico, no, purtroppo per chi pensa così, scusate, siamo in un regime democratico, no, in cui vi informo, no, ma scusate, in cui vi informo che la magistratura è un'istituzione completamente autonoma, punto. No, come no? Sta scritto nella Costituzione, cioè ragazzi, adesso l'abbiamo votata tutti la Costituzione, cioè è perfettamente autonoma. Noi abbiamo fatto, l'ha votata anche Cappelletti, una mozione comune in Parlamento, Cappelletti si ricorda, abbiamo votata, perché nell'ambito delle prerogative della magistratura vengano inasprite fortemente, le cose che chiedevate voi, le possibilità di agire penalmente contro chi ha fatto questo disastro. E questa è nella possibilità della magistratura farlo, non del Parlamento di poterlo fare. Il Parlamento può, se ci sarà il rischio di prescrizione, il Parlamento può cambiare le norme sulla prescrizione, ma è un'altra cosa quella, non è quella di fare di lui le sentenze e lui le applicazioni delle sentenze. Questo purtroppo fa parte della democrazia, lo dicevo purtroppo per chi pensa che sia un'altra cosa, lo dico no. Dopodiché, guardate, siccome avevo premesso che io non discuto e non voglio discutere delle opinioni che avete e che giustamente siete convinti che siano giuste, rispondo delle cose che si possono fare e vi ho detto con molta umiltà, penso con grande chiarezza, che quello che si può fare potrà andare a buon fine, non voglio scaricare niente a nessuno, se sapremo tutti far prevalere quel poco che ci tiene insieme, quindi per avere un po' di forza in più, da quel tantissimo su cui la vediamo diversamente. Legittimo di vederla diversamente, però se prevale quello non andremo purtroppo, penso, molto lontano, facendo tutte le migliori possibilità perché tutte le strade che abbiamo sentito qui oggi, che sono state seguite anche diverse, vadano ugualmente a buon fine. Per quanto riguarda il fondo, questa è la mia opinione e questo è, finché potrò, sarà il mio impegno. Vi ringrazio. Mi scusi senatore, avrei bisogno di un chiarimento. Difatti. Allora io le chiedo una cosa. Noi, cioè io sono una piccola risparmiatrice, adesso succede che abbiamo il deposito titoli vuoto a zero e noi dobbiamo pagarlo. Noi dobbiamo pagare il deposito titoli a zero. Allora, le cose fatte in fretta, quel decreto del 25 giugno fatto di domenica, vede, oltre al danno di averci praticamente espropriato di tutto quello che era nostro, avete fatto anche questo danno, perché adesso ci hanno detto che finché il fallimento che non avrà termine, noi dobbiamo tenerci il deposito titoli a zero e continuare a pagare. Il Parlamento, il governo, cosa intende fare di questa cosa? Perché, cioè, io avevo solo quello, Un'informazione sul deposito. Dopo che è scattato no, era solo un fatto tecnico. Come, la mia voce lo buona? Allora, per dirvi, no, il deposito è una vergogna, hanno anche chiesto fino a 50-60 euro, però, anche qui il ruolo delle associazioni, ma non solo le associazioni, ma certamente il nostro, è intervenuto un contatto con il Banca Intesa e ha preso l'impegno che verrà revocato questa gabella e restituito quello a cui viene chiesto. Quindi questo è quello che hanno detto i vertici della banca. Per cui, ascolti signora, lei fa una domanda e io le rispondo, vi dico a tutti, il deposito non sarà caricato di oneri di gestione, per quello azzerato, da parte di Banca Intesa. Punto. Se non è così, rivolgetevi alle associazioni e vi fanno. Vai. Allora, sì, però
se devi fare una domanda perché sono le 22:30. Se siamo venuti qua per fare domande, per avere chiarezza, e tu mi conosci e io ti conosco. Allora io dico una cosa al senatore Santini. Allora, perché nessuno mi risponde? Perché il governo Renzi ha fatto il decreto che ha sospeso la possibilità di recesso. Perché nessuno mi risponde? Ho anche in televisione ieri sera, l'altra sera. Perché l'avete fatto? Perché l'avete fatto? Che è stato quello che ci ha rovinato la vita. Quello che ci è, perché cioè, la trasformazione in SPA delle popolari, ma doveva essere fatta bene, ma allora qualcuno o non ha avuto la competenza o non ha avuto cosa per andare a vedere da che era formata la compagine sociale delle popolari, da piccole famiglie, da risparmiatori, da artigiani. Allora assolutamente trasformazioni SPA e divieto di recesso. Io sono stata intrappolata, sequestrati siamo stati, i nostri risparmi sono stati sequestrati, siamo diventati azionisti e eravamo responsabili, cioè praticamente dovevamo pagare, no? Dovevamo rispondere e ci avete espropriato il 25 giugno. Lasciami finire, non mi interessa Patrizio, perché tu lo sai cosa dicevo e tu cosa dicevi. Il 25 giugno ci avete espropriato. Ho espropriato a costo zero il governo di cui lei fa parte. Ok, il governo di cui lei ha fatto parte ci ha fatto il divieto di recesso. Prima Enrico Letta è andato a Bruxelles e ha detto facciamo il bail-in, accettiamo il bail-in. Eh sì, dopo nessuno paga più, il governo non paga, pagano gli azionisti. E cazzo, dovevate sapere chi erano gli azionisti e i soci delle popolari. Cosa fa? Padoan è competente o non è competente? Io sono un'operaia, avevo 40.000 euro. Il 20 giugno ho fatto domanda di rimborso e lo sa cosa mi hanno fatto? A giugno 2015 mi hanno fatto il fido, adesso io devo restituire 40.000 euro. Dove vado a prenderli? E adesso mi mandano il recupero crediti. Questo mi ha fatto il governo. Questo. E allora quando Patrizio dicevamo ok, il governo ha fatto il danno e il governo ci anticipa, il governo anticipa a noi e poi il governo va a prenderseli da chi ha sbagliato, non noi. 3 anni e mezzo che stiamo aspettando e come avete fatto il decreto di 5 miliardi alla domenica per Banca Intesa, adesso fate il decreto di 5 miliardi a noi e poi voi andate dai conti dormienti, ma noi li vogliamo subito, perché come ho detto in assemblea e te l'ho detto, oggi sono stata dalla Guardia di Finanza e mi hanno detto signora non possiamo fare niente. E come ho detto in assemblea, casa per casa andiamo, perché noi non ne possiamo più, derubati, offesi, cioè ci avete. Per non lasciarti parlare, ma ci buttano fuori dalla sala. Non mi importa, ci provino. No, voglio risposte. Lunedì io voglio i miei soldi sul mio conto. Questo voglio. Il decreto lo fate anche per noi. È la domenica. Come lo avete fatto per Intesa.
Hai capito, Patrizio? L'avevo sempre detto questo. Ecco. Prima il governo e dopo va a prenderseli. No, ma hai ragione, Goretta, però No, adesso ha voi capito... avete fatto un accordo che noi non siamo d'accordo con quello che hanno fatto loro. Non siamo d'accordo. Allora, però, adesso... No, c'è quella persona di sbagliato a me dello riti e fare, io ho detto l'altra volta. Quale? Prego. Sì. Prego, prego. Venga. Quello là. No, ho obbligo di tenerlo. Buonasera. Visto che noi dipendiamo dai conti dormienti, primo, chi li controlla? Secondo, quanti soldi ci sono? E una cronologia delle scadenze. Già oggi si può andare avanti da oggi a un anno, a 2, a 3, così possiamo fare un conto, sapere se io ci sarò o non ci sarò. Grazie. Altre domande? L'ultimo e basta. Obbligo di tenerlo. Ok. No, io ho cinque cose velocissime. Allora, la prima, mi spiace per la presenza di 2 senatori, ma io vedo molto più onorevoli dentro in questa sala che nelle aule che frequentano loro a Roma. La seconda riguarda l'aspetto legato a quello che si è detto poco fa circa il decreto. Se si possono fare 2 deroghe, una che evita che le persone che hanno avuto i fidi con garanzia delle azioni non vengono segnalate alle centrali rischi. La prima. La seconda, che i beni di proprietà di questi azionisti truffati non vengono messi in pignoramento. Cioè, truffati 2 volte? Non è possibile. La quarta è un aspetto che riguarda noi a livello società. Cioè, quell'aspetto che Patrizio diceva all'inizio. Dovevamo vergognarci perché eravamo stati dei poco accorti? Investitori poco accorti. Quasi da vergognarci perché avevamo investito dei soldi, ma non li avevamo portati da uno strozzino noi. Li avevamo portati una banca con delle istituzioni che vigilavano. Un messaggio per i nostri figli e i nostri giovani che ci vedono e ci dicono ma vale la pena rischiare, avere delle aspirazioni, dei progetti in questo paese o mi conviene andare all'estero, no? Noi dobbiamo dare un segnale ai nostri figli. Questa è la nostra linea del Piave e noi qui non dobbiamo indietreggiare di 1 millimetro. Bravo. Posso rispondere? Ah sì, rispondi te, dopo mi rispondo. Mi ha fatto delle domande. No, ce l'ho il microfono. No, basta uno. Io accetto volentieri di rispondere, nel senso che sono fatte delle domande. Vi dico subito che non ho nessuna intenzione di convincervi se la pensate diversamente, perché capisco perfettamente che si può pensarla diversamente. Allora, io non faccio parte del governo, però ho votato i provvedimenti del governo, quindi mi sono preso una responsabilità. Le cose stanno in questi termini rispetto alle banche popolari e poi anche alla vicenda del 25 giugno. Banche popolari, ascoltatemi bene, però ascoltatemi, come dire, con un po' di voglia di ascoltare, perché se volete dire che non va bene, ditelo subito e non c'è problema. Allora, il decreto sulle banche popolari andava fatto molto prima, quantomeno andava fatto quella domenica, era domenica anche quella volta, in cui gli stress test fatti a livello europeo avevano dimostrato a mezzogiorno che le 2 banche popolari venete non reggevano gli stress test. Purtroppo poi l'hanno rifatto e alla sera invece li reggevano. Ecco, allora lì bisognava, questa è una cosa che è uscita anche dalla commissione d'inchiesta, bisognava fare il decreto sulle banche popolari anche più rapido. Attenzione, il decreto era giusto sulle popolari,
Attenzione, la prova provata è che il decreto ha riguardato, come sapete, 10 banche popolari, quelle che avevano più di 8 miliardi di... Vabbè, scusa, se vuoi che dica devo parlare, se no... No, ma se mi lasci dire... No, siccome non ti vedo, sento un urlo ma non ti vedo, voglio capire. Va bene. Va bene, ma... Avete bruciato un territorio e gli risparmi... Bravo, lo sapevamo. Ma allora lei non vuole che io risponda alla signora? No, ma vuoi parlare tu? Vieni qua, no? Perché hai la voce grossa? Ma scusa, ma perché togli il diritto che risponda alle persone? Ma hanno fatto una domanda, ho diritto di rispondere. Va bene, allora ce l'hai con loro, perché per interessi di bottega allora. Hai interessi di bottega anche tu. State attenti ragazzi, state attenti, vabbè. Detto questo, scusatemi, dopo io non avevo nessuna voglia di... Ci sono delle domande? Io vi rispondo. Dov'è la signora? Sì. Sto rispondendo. Quello che farò l'ho detto prima, lo ripeto se vuole, ma mi pareva chiaro. La signora ha fatto due domande, ha detto che il decreto dei popolari e ha detto il decreto del 25 giugno. Allora, le popolari... Sì, 25 giugno, ci arrivo. Allora, io... Va bene. No, ma io rinuncio di rispondere perché è inutile rispondere, tanto la domanda è sempre quella. Allora, la seconda, le due domande erano le popolari. Su 10 banche che hanno avuto lo stesso decreto, scusatemi un attimo, su 10 che hanno avuto lo stesso decreto, per 7 ha funzionato, per 3 non ha funzionato, va bene? Perché? Perché il problema non era il decreto, erano come erano gestite le 3 banche, le 2... No, no, niente allora, scusa, perché le altre hanno funzionato? Ma non è vero, sono tutte a posto, Bari sì, Bari e le 2 venete, ma le altre 7 ha funzionato? Andate a chiedere ai vostri colleghi, sono lì. Ho detto Bari e le 2 venete non ha funzionato, sono 3 su 7, perché erano gestite male purtroppo. E non è colpa di chi ha fatto il decreto andava fatto prima, non dopo, prima andava fatto. Detto questo, insomma, volevo una risposta, gliel'ho data, se non gli piace va bene lo stesso. Va bene, quando ci sarà un nuovo governo glielo chiederà, se lo tirano via saranno bravi. Io non sono in grado, non c'è più il governo adesso, ce n'è uno provvisorio che durerà 2 mesi, poi ce ne sarà uno legittimo e farà... Va bene, poi... Inutile che vi dica cosa penso sul decreto, perché se questa è del 25, se questo è il clima, io non ho problemi. Però guardate che quel decreto non è avvenuto senza che sia successo niente prima. Dal decreto sulle popolari al decreto del 25 giugno è successo qualcosa, non vi ricordate? È stata costituita una società che ha messo dei capitali ingenti raccolti da tutte le altre banche, si chiamava Atlante e nel giro di pochi mesi li ha bruciati tutti i capitali. Quindi vuol dire che l'unica alternativa era o che si trovava qualcuno che subentrava alle condizioni di poter gestire una banca, oppure che le 2 banche, scusate, oppure che il 26 giugno capitava semplicemente quello che sarebbe capitato sicuramente, cioè
un fallimento rovinoso dove non c'era niente per nessuno, niente per nessuno. Fino al mercoledì la banca era solvibile, al venerdì basta. Questo dovete spiegarci perché. Quello che so io è che c'erano solo quell'offerta più un'altra che non dico neanche perché mi vergogno, va bene? Dopodiché un governo, quello che c'era, e qualsiasi governo che avrebbe fatto la stessa identica cosa, doveva scegliere tra due mali, tutti e due pesanti, uno purtroppo molto più pesante di quell'altro perché avrebbe travolto un'intera economia sul serio, vuol dire linee di credito, vuol dire possibilità per le aziende, vuol dire i conti correnti dei vostri, vuol dire tutto il resto. Allora purtroppo è un male enorme che nessuno avrebbe voluto e giustamente, qui finisco, oltre a quello che stiamo cercando di fare, vengo con l'ultimo intervento, quello dopo il suo, quel signore che non vedo più, questo qui, d'accordo, sulla cosa che diceva anche Miatello, Patrizio prima, degli NPL, dei fidi da cancellare dal registro, eccetera, queste invece sono cose molto importanti da fare, che adesso anche queste nei limiti di una legislatura che è nella fase di passaggio, porteremo avanti per cercare di fare in modo che, siccome sono fondate, sono ragionevoli, come sono le ragionevoli richieste di essere risarciti, vanno portate avanti con tutta la forza che ci è rimasta e che vi è rimasta e spero sia ancora tanta. Ecco, ripeto, però io non voglio convincervi, quello che vi ho detto io è giusto. Vi ho dato la mia spiegazione e il mio a faccia a testa alta, il mio motivo perché ho votato quei provvedimenti, perché secondo me andavano votati, perché le conseguenze sarebbero state molto molto peggiori per un'intera economia e forse anche per un intero paese. E quindi guardiamo che dobbiamo pensare di andare anche avanti. Non voglio convincervi, ma questa è la mia spiegazione. Finisco dicendo bisogna stare il più possibile uniti, farci in qualche maniera anche un po' di violenza reciproca, di lasciar perdere le proprie convinzioni sui singoli fatti, perché anche per queste ultime due cose che sono state dette bisogna avere la forza di andare avanti insieme in modo costruttivo, puntando a dei risultati. Io sono convinto che se arriva qualche risultato, piano piano poi arrivano anche gli altri, perché abbiamo anche necessità di riprendere fiducia sul fatto che si può ancora fare qualcosa. E per quanto mi riguarda, se posso, lo farò con tutte le mie forze. Vi ringrazio. Ecco. Ringraziamo naturalmente l'onorevole Santini. Prima che le persone lascino il teatro desidero fortemente presentare il senatore Santini. Naturalmente lo ringraziamo per il suo prezioso contributo che spero avrete sentito, ascoltato e valuterete. Lo potrete rivedere naturalmente su Vicenza Più, che sta riprendendo l'intera serata. Trovo giusto, doveroso presentare le persone che sono vostri rappresentanti, le istituzioni locali, quindi i sindaci che sono stati presenti questa sera, oltre al Presidente del Consiglio della Regione Veneto e la dottoressa Laugelli, che è responsabile del progetto, inoltre, che è stato finanziato dalla Regione Veneto. Allora chiedo ai sindaci di alzarsi e sono queste persone che vi rappresentano sul territorio, quindi è fondamentale che siano qui questa sera. Franco Balzi, sindaco di Sant'Orso, Walter Orsi, sindaco di Schio, Marco Guzzonato, sindaco di Marano Vicentino, Renzo Segato, sindaco di Quinto Vicentino, Andrea Ceccellero, sindaco di Posina, Umberto Poscogliero, sindaco di San Vito di Leguzzano, Luca Vendramin, sindaco di Pianezze, Martino Angelo Montagna, sindaco di Cornedo Vicentino, Luca Cortese, sindaco di Sarcedo. Un attimo che giro il foglio, eccolo. Assessore Emilio Scappin, delegato sindaco di Torre Belvicino. Assessore Benetti Martina, delegata sindaco di Trissino. Assessore Dalle Carbonare Davide, delegato sindaco di Zugliano. Assessore delegato dal sindaco di Tiene. Assessore delegato dal sindaco di Vicenza. Assessore Sartori, delegato sindaco di Due Ville.
il sindaco di Valli Cunegato Armando. Allora, chiamo anche la dottoressa Emilia Laugelli per il progetto Inoltre, che mette a disposizione di tutti i risparmiatori truffati degli 12 psicologi ospedalieri che vi potranno seguire se avete delle depressioni o vi passano di brutti pensieri, come è normale che sia. Ci sono 12 psicologi formati e che vengono anche presso i nostri sportelli delle associazioni consumatori e che sono, abbiamo questo servizio grazie alla Regione Veneto. Passo la parola a 2 minuti, 1 minuto, 10 secondi alla dottoressa Laugelli, dopodiché chiederò al Presidente del Consiglio Regione Veneto di fare il saluto finale. Sì, solo per informarvi che la Regione Veneto anche per il 2018 ha rifinanziato la parte del servizio Inoltre dedicato alle persone che sono state truffate dalle banche, per cui abbiamo lavorato con le associazioni tutte, abbiamo fatto 22 assemblee, abbiamo fatto incontri personali, abbiamo avuto la possibilità di incontrarvi per quelli che sono i malesseri che sono cresciuti nel tempo. Ci saremo insieme a voi anche per il 2018, grazie al finanziamento della Regione. Grazie dottoressa Laugelli, grazie naturalmente alla Regione che chiamo in rappresentanza, ecco, che qui anche nonostante stia poco bene, quindi lo ringraziamo maggiormente, il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Beh, io ero qua per ascoltare, appunto la mia voce non è delle migliori. Secondo me questo fondo comunque è un punto di partenza, sempre grazie al lavoro delle associazioni abbiamo fatto anche una mozione in Consiglio regionale che andava a spingere questo fondo, perché comunque è un riconoscimento che siamo stati truffati, è un riconoscimento che qualcosa non ha funzionato. Mi permetto di aggiungere un'altra cosa, non è perché va di moda, ma noi riapriamo la nostra commissione d'inchiesta. Dovevamo fare ancora a novembre, ma poi per leggi che avevano urgenza non l'abbiamo fatta, perché da quando abbiamo chiuso la nostra prima commissione d'inchiesta sempre da voi sono arrivate notizie sempre più particolari. Va fatta assolutamente luce di cosa non ha funzionato, chi ci ha marciato, chi ha truffato, chi ha utilizzato male la nostra fiducia anche da parte degli organi che dovevano controllare. Una domanda che ogni tanto mi pongo, Santini: come mai per Cassa Sovvenzione e Risparmio, che è la popolare interna dei dipendenti di Banca Italia, non vengono applicate le norme su bail-in? Perché solo le popolari, chiamiamole le 10, quel target di 10 popolari ha avuto questo trattamento e per i dipendenti di Banca Italia queste cose non vengono applicate? Questa è una delle cose, ma ce ne sono tante altre che vogliamo raccogliere, perché da legislatori regionali, ma anche per quelli nazionali, serve capire cosa purtroppo non ha funzionato in questa situazione, perché non possiamo permetterci di ripercorrere queste strade, ma soprattutto perché chi ha sbagliato coscienza e coscienza paghi perché deve pagare. Grazie al Presidente del Consiglio regionale. L'ultima la chiudiamo in questo modo con un rappresentante di tutti i comuni che sono qui oggi vicini ai propri cittadini. Parla il sindaco di Schio in rappresentanza di tutte queste persone che sono venute perché hanno a cuore i loro cittadini. Grazie. Le amministrazioni e i sindaci non hanno potere legislativo, quindi noi non possiamo intervenire sulle leggi, sulle normative, però siamo qui oggi siamo venuti qui per ascoltare, per capire anche di più e sapere qual è il punto della situazione. Molti di noi sono in attesa di vedere quali sono gli esiti dell'accoglimento della Costituzione di parte civile, di cui molti di noi hanno depositato, proprio per poter essere molto più dentro anche al procedimento, poter essere informati direttamente e eventualmente mettere in atto anche delle azioni a tutela delle nostre comunità. Abbiamo dato una mano a strutturare gli sportelli sul territorio per poter darvi una mano, abbiamo fornito materiale e supporto logistico alle associazioni con le quali si collabora direttamente. L'invito
che mi sento di darvi a nome di tutti gli amministratori, noi amministriamo delle comunità. Voi siete una comunità che è stata truffata, non disperdetevi. Stringetevi intorno alle vostre associazioni, i servizi, se qualcuno ha delle difficoltà, ci sono stati messi a disposizione anche dal punto di vista di supporto psicologico. Non disperdetevi, perché solo l'unione di tutti coloro che hanno qualcosa da far rivalere può portare a dei risultati. Grazie a tutti i sindaci. Appello domani mattina in manifestazione davanti al Tribunale di Vicenza, perché c'è l'udienza per la costituzione di parti civili. Ci trovate là dalle 9:30 alle 11:30. Sì, io chiudo con un appello ai politici, la Regione, Presidente Ciambetti, e al senatore Santini e al senatore Cappelletti. Voi che rappresentate la politica assieme ai sindaci, io vi prego, Presidente Ciambetti, allora noi abbiamo fatto questi 7 punti al governo, fra cui c'è l'incontro, la richiesta con Banca Intesa per accelerare quei tempi, ma c'è un punto molto particolare che sono la gestione e la difesa delle aziende, dei risparmiatori che sono stati trasformati in debitori, gli NPL. Qua ci vuole una presa di coscienza di questo grosso problema sia da parte della politica a Roma, assieme alla politica in Veneto, devono unirsi e lavorare subito per un progetto che è possibile sviluppare per salvare questa che potrebbe diventare un'apocalisse economica. Siamo tutti quanti un po' frastornati, però io ripeto, è un punto di partenza, io guardo le cose concrete, c'è stata un'unione della politica, io penso che qualcosa di positivo nel 2017 è stato l'anno funesto, l'anno bisesto. Nel 2018, secondo me, i risparmiatori faranno il botto. Ciao e ci sentiamo.